Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica, siamo in diretta come ogni giorno e in primo piano la notizia, il bollettino regionale con una buona notizia perché c'è il primo significativo calo dei contagi Covid di questa settimana con 1389 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Nei giorni precedenti i report erano sempre sopra i 2000 casi quotidiani, si registrano anche 4 vittime. Il totale delle infezioni da inizio della pandemia sale dunque a 1.741.393, quello di decessi a 14.645. Gli attuali positivi sono ora 39.635 con un meno 732. Si ferma invece la fase di flessione nei ricoveri ospedalieri, nei reparti ordinari sono 659 con un più 1 i posti letti occupati da pazienti Covid, mentre sono 40, ancora un più 2 i malati in terapia intensiva. Dunque questi i dati relativi al Covid, ma parliamo anche del ritorno alla normalità, parliamo di turismo perché insomma le giornate di sole poi hanno fatto prendere d'assalto tutte le cittadine balneari veneziane, non solo, moltissimi turisti anche nelle città d'arte, ne parliamo insieme, lo vedo già sullo schermo, l'assessore al turismo Federico Caner, buongiorno. Sì, salve, buongiorno, scusate, sono in trasferimento, quindi sono in auto e quindi la modalità non è delle migliori. Assessore, dunque, l'abbiamo detto, città davvero prese d'assalto, insomma, cittadine balneari ovviamente il sole ha fatto arrivare davvero un record di turisti ma anche di cittadini che finalmente sono tornati alla normalità, ne abbiamo anche parlato nel corso delle nostre edizioni dei telegiornali nel veneziano, ma insomma anche le città d'arte sono state prese d'assalto. Sì, le città d'arte sono state prese d'assalto. Fortunatamente il turismo è tornato a crescere, noi lo avevamo previsto grazie all'osservatorio turistico regionale che ci permette oggi come oggi non solo di avere i dati a consuntivo ma di avere anche le previsioni di come saranno i weekend estivi ma soprattutto i prossimi mesi, e quindi posso dirvi che sarà un'estate da questo punto di vista molto positiva. Ecco, e per quanto riguarda insomma le nostre colline del Prosecco, come sono le previsioni? Beh, anche qui possiamo dire che stiamo già crescendo molto più di quanto era preventivato. Attualmente siamo a circa 350.000 presenze turistiche, ma il dato di settembre 2021, quindi durante la pandemia, rispetto a quello del settembre 2019 è positivo, quindi significa che nonostante il periodo difficile le colline di Conegliano Valdobbiadene crescevano molto bene, e questo ci fa ben sperare per il resto del 2022 ma soprattutto per gli anni a seguire, quando noi prevediamo crescite nei 10 anni futuri che arriveranno anche a 1 milione di presenze turistiche. Quindi è importante attrezzarsi soprattutto nei servizi da offrire al territorio, perché più che la promozione secondo me dovremmo spingere proprio sulla capacità di recettività e sull'infrastrutturazione diciamo del territorio, quindi significa anche strade, accoglienza, prodotti turistici, insomma tutto ciò che ci può portare a trasformare quest'area da un'area sicuramente agricola e vitivinicola che lo rimarrà dal punto di vista della sua specificità, ma che dovrà anche capire che diventando patrimonio dell'UNESCO sarà una meta turistica molto desiderata, e quindi dovremmo avere i servizi che ogni località turistica deve attrezzarsi ad avere. Ecco, progetti, assessore, che ci sono già in questo senso? Sì, progetti che ci sono già. Proprio ieri, per esempio, l'altro ieri, scusate, ero un'iniziativa a Farra di Soligo, dove hanno già da qualche anno creato Rive Vive, e sono degli appuntamenti enogastronomici e di scoperta del territorio camminando per le rive di questo comune, dove oltre a incontrare il Prosecco si incontrano altre specialità
agroalimentari, ma soprattutto anche culturali e naturalistiche. Quindi noi dobbiamo mettere insieme queste capacità che il territorio ha già, senza contare che a breve inaugureremo anche il cammino da 50 km da Valdobbiadene a Vittorio Veneto, proprio per accogliere i turisti secondo quella logica del turismo slow, green sul territorio. Quindi è un lavoro che deve essere fatto velocemente, ma che ci porterà a investire nei prossimi anni, sia come Regione Veneto che come località del territorio. È importante che cambi un po' anche la cultura delle persone che vivono in questo territorio, metabolizzando il fatto che vivono all'interno di un patrimonio UNESCO e che quindi anche dal punto di vista, se vogliamo, dell'arredo urbano ci vuole un'attenzione specifica. Ecco, Assessore, le tempistiche per questa importante inaugurazione? Entro l'estate sicuramente, ora non so dirle la data precisa perché si sta finendo qualche piccolo lavoro di manutenzione per preparare tutto il percorso al meglio, però insomma entro l'estate sicuramente ci sarà l'inaugurazione. Nel frattempo lunedì prossimo andremo a presentare anche la guida all'Only Planet dedicata al territorio delle colline di Conegliano Valdobbiadene, quindi tutto l'aspetto promozionale è già pronto, dobbiamo però appunto sensibilizzare la cittadinanza sull'accoglienza dei turisti. Ecco, Assessore, che cosa si troveranno dunque i turisti che vogliono fare questo cammino prima di lasciarla? Si trovano un territorio che ha già piena consapevolezza, che può offrire molto, ripeto, non solo per quanto riguarda il sistema delle cantine, cioè le cantine aperte dove poter degustare il prosecco, ma anche altre peculiarità del territorio. Pensiamo per esempio allo Spiedo, che è un'eccellenza gastronomica proprio legata a questa area pedemontana, che va da Valdobbiadene a Conegliano, ma poi insomma prosegue anche tutta l'altra trevigiana a questa specificità, i formaggi tipici, ma poi anche delle bellezze tipiche, naturalistiche e anche culturali, perché abbiamo delle chiesette spettacolari sul territorio, antiche, dove ci sono anche affreschi rinomati, e quindi si dà la possibilità ai turisti di fare un percorso immersi nel verde, nell'enogastronomia, nella cultura, nell'arte, insomma cosa si vuole di più? Insomma, questa è davvero l'estate della ripresa? Direi di sì, io credo che il Covid da questo punto di vista sia stato superato e quindi è l'estate della ripresa. L'unica cosa che mi preoccupa francamente, perché ci sono dei lati ovviamente oscuri su tutta questa vicenda di ripartenza, ed è la mancanza di capitale umano, ossia molti albergatori, ristoratori mi dicono che c'è difficoltà a reperire cuochi, camerieri, persone che lavorano nell'ambito, in generale nell'ambito della ricettività turistica, e questo è un problema. Pensi che in Veneto abbiamo stimato circa 20.000 lavoratori mancanti in questo settore, che anche per effetto dei 2 anni di pandemia hanno cambiato mestiere, e quindi oggi dobbiamo riattrarli verso questo tipo di lavoro, e non è facile. Quindi avremo bisogno anche di cambiare la nostra politica lavorativa, anche dei contratti di lavoro. Dovremo, se mi permette, togliendomi qualche sassolino dalla scarpa, rivedere anche il reddito di cittadinanza, che tanti danni sta facendo, perché molti giovani purtroppo non sono più attratti verso questo tipo di lavoro, un lavoro che va anche nobilizzato, e quindi anche le famiglie, la società deve capire che anche fare il maître o fare il cuoco è un lavoro di tutto rispetto, che rende anche bene, e quindi insomma dovremo anche cambiare approccio, se vogliamo, dal punto di vista culturale, altrimenti creeremo sempre nuovi laureati ma disoccupati. Fra l'altro, insomma, problematica che va risolta in maniera abbastanza veloce, perché l'estate ormai è alle porte. Assolutamente sì, io le garantisco che ho per fonte diretta, per conoscenza diretta, molti albergatori, ristoratori che hanno difficoltà ad aprire,
quindi noi non avremo il problema di avere i turisti, ma avremo il problema di avere gli alberghi o i ristoranti aperti per mancanza di personale. E quindi le grandi società riescono a reperire, a far fronte a questa situazione spostando magari il personale da una parte all'altra. Le piccole società o le imprese familiari sono in forte difficoltà, quindi è a rischio l'apertura anche di alberghi e ristoranti. Assessore, la ringrazio, grazie davvero. Grazie, scusate ancora la modalità, ma sono in trasferimento. No, grazie davvero, grazie Assessore, buona domenica. Anche a voi, grazie. Grazie. Noi andiamo avanti, nel primo piano anche la cronaca, ne abbiamo parlato durante queste edizioni, in questi giorni, purtroppo davvero tantissimi, troppi gli incidenti stradali, molti dei quali anche con conseguenze mortali. Ieri l'ultimo in ordine di tempo in provincia di Treviso, a Carbonera, dove un centauro si è scontrato contro un trattore ed è morto un 42enne di Casier. Oggi c'è stato un altro incidente intorno alle 8 del mattino in autostrada 27 nei pressi dello svincolo di Conegliano in direzione Belluno, una fuoriuscita autonoma, un automobilista che si è schiantato contro il guardrail. È intervenuta immediatamente la polizia stradale, sono intervenuti gli uomini del soccorso 118 che hanno trasportato l'automobilista in ospedale al Cafoncello dove si trova ricoverato, non sarebbe in pericolo di vita, mentre c'è stato un malore di un 52enne che stava facendo una gita in bicicletta. Ad un tratto si è sentito male all'altezza di Biadene di Montebelluna, si è accasciato a terra, un arresto cardiaco, è stato immediatamente prontamente soccorso proprio dai sanitari del SUEM 118 che lo hanno trasportato all'ospedale di Treviso in gravissime condizioni. L'uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed ora si trova in prognosi riservata. Ma parliamo anche di furti, una raffica di furti nell'ultimo periodo, con la gente insomma che è preoccupata, malviventi che entrano nelle abitazioni anche con cittadini presenti. Oggi a Treviso c'è stato un sit-in, per noi sul posto c'era Christian Arboit. Christian Dem, presidente di Furti in Corso, una realtà che ormai conta quasi 20.000 utenti, chiamiamoli così, una realtà consolidata del territorio, un portale diciamo così partecipato per la segnalazione di furti e non solo. Cosa state chiedendo questa mattina qui in Piazza Indipendenza a Treviso? Allora, noi siamo arrivati qui in Piazza Indipendenza con preciso con tutti i permessi possibili e immaginabili e siamo lo zoccolo duro di Furti in Corso, quelli che si danno una mano nel volontariato. Quindi è una rappresentanza di 19.000 persone, quasi 20.000 come dicevi. Noi chiediamo l'istituzione di una task force, nel senso di un'interforze pronta a intervenire nel momento in cui a ottobre ci sarà la gran parte di furti e poi anche truffe. Chiediamo più telecamere, più sicurezza in tutti i comuni della provincia, perché noi lo facciamo a Treviso ma in realtà rappresentiamo un po' tutta la provincia, e chiediamo ovviamente anche un supporto da parte proprio dei sindaci, di tutte le istituzioni, a non continuare a dire che sono semplicemente episodi isolati, ma ufficializzare ormai che il problema c'è e va affrontato con serenità e serietà e non purtroppo sminuendolo, perché sminuendolo poi si pensa di far stare sereni le persone, invece si fa crescere la rabbia delle persone, che è molto importante. Ecco, questo non è tanto un sit-in di protesta, perché ci sono anche cartelloni con dei ringraziamenti alle forze dell'ordine. Ma certo, noi siamo sempre pronti ad appoggiare le forze dell'ordine perché fanno un lavoro enorme. Poi però capiamo che anche loro non hanno gli strumenti, no? Hanno poche macchine, pochi mezzi, non neanche manutentati, sono loro stessi pochi e soprattutto sappiamo benissimo che, non essendoci una certezza della pena, che è quello che chiediamo, anche se sappiamo che è una cosa ben articolata e difficile, ma sappiamo che purtroppo hanno le armi spuntate, chiamiamolo così. Quindi voi chiedete una task force per la sicurezza, più controlli, videosorveglianza, ma anche la certezza della pena. Certo, è la cosa più importante, perché ovviamente se io faccio un furto e so che alla fine pagherò per quel furto, ci penserò due volte. Se invece adesso ormai è passato, è sdoganato il pensiero che io faccio quello che voglio, entro nei giardini, nelle case, spacco tutto e comunque il giorno dopo sono in giro a divertirmi, diventa uno sfregio per chi ci lavora come le forze dell'ordine e anche per le persone a casa che hanno subito un danno e un furto, diventa veramente un essere arrabbiati, che è quella la cosa principale. Lasciamo la cronaca e parliamo ora dello stato di economia del Veneto con il punto di Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Veneto Centro.
segnali già di qualche difficoltà legata soprattutto alla parte delle commodities, quindi alle materie prime, all'energia del gas, c'erano anche pre-guerra. Chiaramente il conflitto in Ucraina questo le ha solo aggravate e quindi chiaramente le dinamiche sono difficili. I dati però rimangono positivi, le aziende hanno ancora dei buoni portafogli ordini e questo quindi dà sicuramente grande fiducia. Chiaramente il contesto è un contesto difficile, complicato per tutte appunto le tematiche legate alle commodities, però su questo noi dobbiamo lavorarci e quindi cercare con il governo italiano e l'Europa di trovare chiaramente le sinergie utili per fare in modo di attenuare queste difficoltà. Da 2 settimane Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo sono al lavoro sul progetto di fusione. Il cammino è in itinere, nel senso che abbiamo appena iniziato la condivisione con tutti gli associati per capire appunto quanto è apprezzata questa aggregazione, che deve avere una valenza fondamentale, cioè quella di crescere come massa critica per permetterci di avere una progettualità anche più ampia e più forte e quindi per dare ancora più spessore e più forza alle nostre aziende. Il caso Electrolux potrebbe essere solo il primo di una lunga serie, convinzione diffusa degli imprenditori, dagli industriali agli artigiani. Dopo l'incontro tra le categorie economiche, la Presidente del Senato Casellati polemizza la CGIL che dice i sindacati non sono stati nemmeno invitati. Fa notizia Electrolux perché è una grossa azienda, però vi assicuro che molte aziende che non sono conosciute al pubblico stanno soffrendo moltissimo. Gli imprenditori non hanno dubbi, dagli industriali agli artigiani. Il mondo produttivo della marca ritiene che il caso Electrolux non sia che il primo e il più eclatante di una lunga serie. Il gigante del freddo ha annunciato lo stop produttivo per alcuni giorni negli stabilimenti di Susegana e Porcia. Carenza di materie prime e calo delle vendite che, sommate al caro energia, rischiano, secondo gli imprenditori, di causare la tempesta perfetta. Se il conflitto in Ucraina non si risolverà entro 3 mesi, un'azienda su 4 rischia di dover stoppare la produzione, ha detto 2 giorni fa il presidente di Assindustria Veneto Centro davanti alla Presidente del Senato Casellati. Una situazione che preoccupa anche i sindacati, che accolgono l'appello a lavorare insieme, ma si rammaricano di non essere nemmeno stati invitati all'incontro a Palazzo dei 300. Devo fare un po' di polemica perché, ad esempio, a quell'incontro con lo Stato ai massimi livelli il sindacato non è stato neanche invitato, per cui avevamo magari la possibilità di dire anche la nostra. Dopodiché, ripeto, noi rispetto anche al dialogo col governo, anche a livello nazionale, abbiamo chiesto e ottenuto che ci fosse una tassazione ulteriore alle aziende che hanno appunto fatto profitto, tipo le aziende che stanno trattando l'energia. E la CGIL lancia un appello al mondo delle imprese e delle istituzioni. Se ci mettiamo assieme e proviamo a fare forza comune, magari riusciamo a sfondare anche il muro dell'indifferenza o delle priorità, perché non credo dopo alla fine che chi governa sia indifferente, ma magari mette davanti altre priorità. Rispetto a questo sarebbe opportuno che ci si parlasse e non che si leggesse il giorno dopo sul giornale che cosa è successo e cosa si sono detti agli incontri. Bisogna porre fine alla stagione dei bonus erogati a pioggia, a dirlo è la CGA di Mestre. Bonus erogati a pioggia, a volte finiti nelle tasche di chi non ne aveva bisogno. Così la CGA di Mestre mette sul tavolo la questione dibattuta, quella della razionalizzazione della spesa. Abbiamo assolutamente bisogno di risorse pubbliche per calmierare il prezzo delle bollette di luce e gas, per raffreddare l'inflazione e per frenare il rincaro delle materie prime. I soldi possiamo recuperarli solo tagliando la spesa pubblica, ponendo fine alla stagione dei bonus e dei sussidi che spesso sono stati erogati a
pioggia, finendo nelle tasche anche di chi non ne aveva alcun bisogno. La CGIA di Mestre ripercorre la vicenda bonus. Una quarantina sono ancora vigenti e in questo ultimo triennio costeranno allo Stato 112,7 miliardi di euro. Si tratta di sussidi introdotti per fronteggiare gli effetti economici negativi provocati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina ad alcuni comparti produttivi. Sicuramente sono servite ad aiutare e sostenere le imprese, ma non sempre e soprattutto hanno contribuito ad aumentare in misura significativa il debito pubblico che rispetto all'avvento del Covid è salito di oltre 21 punti percentuali di PIL. Fra i più costosi alle casse dello Stato l'ex bonus Renzi e il bonus edilizia. Una notizia di cronaca arrivata ora: una ragazza di 29 anni è stata investita e uccisa da un'auto pirata questa mattina verso le 5:30 a Verona. La giovane, che passeggiava con un amico su un marciapiede vicino a Porta Vescovo, è stata colpita in pieno ed è deceduta all'istante. L'automobilista, un 26enne veronese alla guida di una Volkswagen Polo, è fuggito dopo l'incidente senza prestare i soccorsi, ma è stato intercettato e fermato poco dopo da una pattuglia della polizia locale nei pressi di una discoteca. Si attendono ora gli esiti degli accertamenti sul suo stato psicofisico. Continuiamo a parlare di cronaca, lo facciamo se è già in diretta, lo vedo, no, non lo vedo ancora, ecco qui, lo vedo invece sullo schermo. Marco Donadella, assessore alla sicurezza del comune di Mogliano. Buongiorno assessore. Buongiorno. Assessore, dunque parliamo di sicurezza. Oggi c'è stato anche un sit-in a Treviso dell'associazione proprio per contro i furti, per un po' alzare l'attenzione ad uno dei problemi che soprattutto in estate si fa sentire. La gente dice abbiamo bisogno di sicurezza. Voi avete messo in piedi un piano importante di videosorveglianza. Sì, questa amministrazione sta puntando molto sulla videosorveglianza, infatti dal 2019, anno dell'insediamento, c'erano circa 65 telecamere in città, abbiamo già fatto un primo stralcio con un'aggiunta di 25, è in fase proprio in questi giorni un ulteriore stralcio, un secondo stralcio con altre 25 telecamere e abbiamo già uno studio di fattibilità per un terzo stralcio per andare a coprire un'altra parte di Mogliano. Sono investimenti importanti, questo ultimo, il terzo stralcio, si parla di circa 275.000 euro, di cui però quasi 75 siamo riusciti ad ottenerli grazie ad un bando ministeriale. Ecco assessore, c'è un po' però una sensazione di insicurezza in questo momento fra i cittadini, abbiamo visto in vari comuni, un po' in tutti i comuni diciamo, questa raffica di furti e la gente adesso ha davvero paura a rimanere a casa, soprattutto di sera e soprattutto chi vive da solo. Parlo anche degli anziani che sono quelli presi maggiormente di mira dai malviventi. Sì, diciamo che aumenta un po' la percezione di sicurezza, non per questo non bisogna tenere sempre la guardia alta, bisogna cercare di mettere in atto tutte quelle azioni che tendono a dissuadere chi vuole scippare o piuttosto che chi vuole introdursi alle nostre abitazioni. Quindi in merito a questo adesso dopo la pandemia che ha bloccato un po' tutte le iniziative faremo degli incontri informativi soprattutto anche con gli anziani, come è stato fatto anche negli anni passati, dove li si va ad informare e a formare proprio su come stare attenti a queste tipologie di furti, scippi e ai malviventi in generale. Ecco, fra l'altro proprio pochi giorni fa c'era stato l'ennesimo furto ai danni di un anziano proprio lì a Mogliano Veneto, con una ragazza che si è avvicinata ad un'anziana, gli ha sfilato la collanina e anche qui l'appello non solo delle forze dell'ordine ma proprio anche delle istituzioni, quello di prestare massima attenzione, perché poi queste persone sono senza scrupoli, quindi si avvicinano per chiedere un'informazione. È difficile anche per gli anziani, perché uno dice ma mi si avvicinano per chiedere un'informazione, cosa faccio? Mi giro e me ne vado? Sì, purtroppo questa è una tecnica conosciuta che... C'è un problema di collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo, si è bloccato. Ecco qua, assessore, la rivedo. Sì. Eccomi qua.
Sì, scusi. Sì, questa è una tecnica utilizzata molto dai malviventi e proprio come dicevo prima, fare anche delle serate informative proprio per gli anziani. Ricordo che il nostro centro anziani di Mogliano ha più di 1000 iscritti, quindi ha una cassa di risonanza importante, fare delle serate informative. Abbiamo dei problemi sempre di collegamento, purtroppo molte volte non è semplice, ci sono zone dove non si prende bene. Noi vediamo di andare avanti, vediamo se riusciamo a ripristinare il... Eccolo qui, Assessore, purtroppo abbiamo qualche problema di collegamento. Dica pure, stava dicendo che state promuovendo questi incontri a favore proprio degli anziani, informativi e formativi proprio per cercare di metterli insomma in allerta. Sì, certo, dicevo che il nostro centro anziani ha più di 1000 iscritti, quindi ha una cassa di risonanza importante. Oltre alle telecamere che servono, diciamo, alle forze dell'ordine per le indagini, è bene informare i cittadini. Ricordo anche che il Comune di Mogliano Veneto ha messo in piedi quello che è il gruppo del controllo del vicinato, dove anche lì abbiamo più di 400 iscritti. Ecco, Assessore, per quanto riguarda invece i furti, anche qui ne abbiamo parlato prima, tanti furti, insomma i consigli da dare sono quelli che danno sempre anche i carabinieri qua nei nostri studi, l'hanno fatto più volte, è quello di stare attenti, di mettere gli antifurti per chi ovviamente ha l'antifurto, di chiudere le finestre perché adesso arriva l'estate ed è proprio il mese diciamo considerato peggiore proprio da questo punto di vista, perché la gente tende insomma ovviamente a tenere porte e finestre aperte. Certo, bisogna mettere in atto tutte quelle piccole azioni che servono, come dicevo prima, a dissuadere i malviventi. Quindi sì, concordo nel continuare anche attraverso gli strumenti social, ok? Vedo che c'è molto fermento e molte segnalazioni. Social che però molte volte vengono utilizzati per denunciare, ma poi alle forze dell'ordine non arriva direttamente la denuncia, quindi molte volte ci ritroviamo un po' con le mani legate perché non possiamo intervenire anche magari in casi dove questo si può fare, insomma. Ecco, un'ultima domanda, Assessore. È partito un progetto importante dal Comune di Mogliano che è quello per la questione delle baby gang, un altro dei fenomeni che purtroppo sta facendo discutere un po' in tutta la Marca trevigiana, dove insomma al centro di vari reati, parliamo di microcriminalità ma non solo, ci sono proprio giovanissimi. Sì, è stato presentato l'altro giorno il progetto Mediazione, un progetto pilota a livello Veneto, un progetto importante dove grazie a dei mediatori soprattutto all'interno delle scuole, si va a lavorare con i ragazzi dove si cerca di responsabilizzarli e di fargli capire che determinate azioni possono andare a discapito anche degli altri. Assessore, la ringrazio, grazie davvero, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buona giornata, buona continuazione. Grazie, buona domenica, grazie. Noi andiamo avanti, anzi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio. Vi ricordo la notizia di poco fa, l'ennesimo incidente stradale a Verona, un'auto che ha travolto una ragazza di 29 anni che stava camminando sul marciapiede assieme ad un amico, l'ha travolta e l'ha uccisa. La vittima aveva 29 anni, il guidatore è fuggito senza prestare soccorso, è mai stato fermato poco distante dalla polizia locale. Si tratta di un 26enne, ovviamente ora si attendono gli esami per vedere, per capire il suo stato psicofisico, quindi insomma l'ennesimo pirata della strada, l'ennesimo incidente stradale. Ci fermiamo, qualche istante di pubblicità.
Siamo tornati nuovamente in studio, abbiamo parlato di turismo insieme all'assessore regionale Caner, l'assalto alle zone marittime ma l'assalto anche alle città d'arte e abbiamo visto a Treviso davvero tantissima gente, tantissimi turisti. Ne parliamo insieme al comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Dunque partiamo subito da sabato sera, insomma sappiamo un flusso di gente importante nel centro città. Intanto come è andato il sabato sera e come sta andando a Treviso oggi con le mostre anche che ci sono, la mostra al Bailo? Ma direi che il sabato è andato molto bene, nel senso che abbiamo avuto veramente parecchie persone, molti turisti, anche moltissimi ragazzini. Sappiamo che il sabato pomeriggio a Treviso arrivano veramente migliaia di ragazzini. Fortunatamente tutto è andato bene, questo grazie anche al presidio di tutte le zone più importanti da parte delle forze dell'ordine e naturalmente anche dalla polizia locale. Quindi il sabato si è svolto in modo assolutamente regolare. Ieri sera sulle mura c'era questa famosa iniziativa enogastronomica che ha richiamato veramente tantissime persone. Il personale che era sul posto mi ha confermato che è stato un vero successo, quindi devo dire che Treviso sta raccogliendo veramente ottimi frutti. Anche oggi ci aspettiamo code davanti al museo, per cui anche lì saremo in forze per fare in modo che tutto si svolga in assoluta tranquillità. Fortunatamente il presidio delle forze dell'ordine danno dei risultati, le famose baby gang, i famosi minorenni non hanno creato nessun tipo di problema. Sì, allora dobbiamo sempre stabilire cosa significa baby gang, nel senso che fortunatamente a Treviso non abbiamo atti di violenza importanti come abbiamo visto in altre città capoluogo di provincia. Logico che non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, per cui il fatto che anche ieri abbiamo identificato decine di giovani, questo ci permette di fare prevenzione, perché un ragazzino che sa di essere stato identificato sicuramente durante il pomeriggio si comporterà sicuramente bene. Questo anche grazie a un sistema di videosorveglianza che monitora in modo puntuale le zone, chiamiamole più calde, di tutta la città. Sappiamo che Treviso ha un sistema di videosorveglianza imponente, perché parliamo di 150 telecamere. Stiamo predisponendo peraltro nelle prossime settimane un nuovo appalto e raggiungeremo altre 50-60 telecamere, quindi supereremo sicuramente nel giro di un anno il numero di 200 telecamere, che era un po' l'obiettivo che ci ponevamo qualche tempo fa, insomma. Ecco, fra le zone calde, come le chiama, la zona è di Via Roma e soprattutto poi, fra l'altro, in realtà quando ci sono le uscite di scuola degli studenti, dove ci sono davvero numeri importanti di ragazzini che vanno a prendere le corriere, come abbiamo visto proprio di recente, i fatti di cronaca. Sì, quella è una zona che è praticamente presidiata sempre attraverso un sistema di videosorveglianza che è stato notevolmente potenziato nell'ultimo mese, con l'installazione di telecamere multisensor, quindi che guardano con un'ottica a 360 gradi, quindi non c'è una zona alla stazione del Corriere che non sia monitorata. Anche lì a Roma naturalmente c'è un sistema che era già preesistente che monitora tutte le zone, e naturalmente non servono solo le telecamere, ma abbiamo organizzato ormai da tempo numerosi presidi fisici attraverso gli agenti di polizia locale, ma ovviamente ci sono anche le altre forze di polizia che sono presenti in modo quotidiano in quella zona, per fare in modo che anche la percezione di sicurezza possa aumentare nei confronti dei cittadini e dei commercianti. Ecco, comandante, parla proprio dei commercianti. Purtroppo abbiamo visto nelle ultime davvero ore, ci sono stati diversi furti in centro proprio cittadino, diversi negozi visitati dai ladri. C'è qualche timore da parte dei negozianti? Beh, certo, questo timore non va sottovalutato. Diciamo che, come accennavo prima, la città di Treviso fruisce di un sistema di telecamere veramente d'avanguardia, per cui sicuramente chi sta facendo le indagini, polizia o carabinieri, avrà in mano degli elementi importanti per arrivare nel giro di poco tempo, si spera naturalmente, ad individuare il responsabile. Tra l'altro abbiamo notato che la tecnica e il modus operandi di questa persona è identica, quindi probabilmente, ripeto, probabilmente, non stiamo indagando noi, quindi io sto facendo solo delle ipotesi,
si tratta della stessa persona. Quindi, ripeto, l'importante è avere la tecnologia dalla nostra parte, quindi sistemi di videosorveglianza che possano in qualche modo mettere nelle condizioni le forze di polizia di fare delle indagini efficaci ed efficienti. Ecco, quindi insomma saranno visionate le immagini delle telecamere dalle forze dell'ordine che stanno procedendo alle indagini? Certo, sappiamo che Treviso, la centrale operativa di Treviso ha messo a disposizione di tutte le forze di polizia, quindi stiamo parlando di questura e carabinieri in modo particolare, le immagini, quindi sia questura che carabinieri possono essere autonomi nell'effettuazione di queste indagini. Questo è un fatto molto importante, il fatto di riuscire a mettere nelle condizioni tutte le forze di polizia di fare delle backlist o delle indagini in modo autonomo, senza che in qualche modo debbano passare attraverso il comando di polizia. Questa autonomia significa efficienza e quindi anche efficacia, come dicevo prima, nel trovare i responsabili dei reati che si consumano a Treviso. Ecco, possiamo insomma dirlo, sperarlo che questa persona che sta continuando, diceva lei, col modus operandi molto simile un po' in tutti i colpi, potrebbe, speriamo, avere le ore contate. Ma diciamo di sì, speriamo, nel senso che sicuramente gli elementi che ha lasciato e la presenza sotto le telecamere può essere sicuramente valutata dagli organi di polizia che stanno indagando, quindi la speranza nostra e di tutti è che ben presto possa essere affidato all'autorità giudiziaria. Insomma, un'estate, comandante, sicuramente caldo sul fronte dei furti, ma insomma un'estate importante, perché l'abbiamo detto insomma durante questa diretta, un'estate di ripresa la stiamo vedendo un po' in tutte le città. Sì, diciamo che le varie attività stanno riprendendo a pieno regime, per cui anche i furti o comunque i reati stanno riprendendo, e quindi dobbiamo sicuramente non abbassare la guardia. Naturalmente la Polizia Locale di Treviso, come credo comunque gli altri servizi di polizia locale degli altri comuni, sta dando il massimo. Tra l'altro vi do una notizia in anteprima, perché dal 1° di giugno avremo 2 pattuglie in servizio serale fino all'1:30 di notte tutti i giorni. Attualmente riusciamo a garantire solo il venerdì e sabato. Ripeto, dal 1° giugno avremo 2 pattuglie sempre a disposizione anche per il rilievo di incidenti stradali. Questo che cosa significa? Significa che le forze di polizia che dopo mezzanotte fino ad oggi dovevano supplire alla nostra mancanza saranno libere anche per altri problemi di sicurezza urbana. Per cui questo è uno sforzo in più che il comando, naturalmente in accordo con l'amministrazione e il sindaco Conte, sta facendo, ma ripeto, questo significa garantire ulteriori servizi alla cittadinanza, perché 2 pattuglie significa anche più presenza nei quartieri, e in un momento in cui come questo, dove i furti stanno aumentando, è logico che avere più uomini di sera significa garantire e aumentare gli standard di sicurezza per tutti. Ecco, lei faceva accenno anche ad un altro dei problemi che stiamo vedendo nelle ultime settimane, sono gli incidenti stradali, tanti, purtroppo molti anche con conseguenze mortali. Questa è una vera emergenza, naturalmente, quindi ogni giorno c'è un bollettino di guerra. Voi stessi anche oggi avete dato notizia questa mattina di un incidente a Verona mortale, e anche ieri abbiamo visto un incidente mortale di una moto, e l'altro giorno purtroppo un ragazzo di 17 anni che è morto. Quindi è veramente un bollettino di guerra a cui non dobbiamo assuefarci, quindi non dobbiamo abituarci come fosse una normalità. Dobbiamo cercare di incrementare in modo sostanziale anche i controlli. Naturalmente questo lo stiamo facendo anche noi come Polizia Locale di Treviso. Le dico solo un dato, che la settimana scorsa, durante 3 servizi fatti in borghese, dai miei uomini che stavano così verificando quei comportamenti alla guida che naturalmente in qualche modo inficiano la sicurezza di se stessi e degli altri, la pattuglia in 3 servizi ha elevato ben 35 verbali per l'uso del telefonino. Questo cosa significa? Significa che non c'è consapevolezza dell'importanza di come si guida. Quindi prima si fanno molte altre cose, si telefona, addirittura qualcuno che legge il giornale, qualcuno che tiene un animale domestico in braccio, e poi eventualmente si guida, come se guidare fosse un'attività residuale. Sappiamo che le statistiche ci dicono che la distrazione, soprattutto nei centri abitati, è la causa principale degli incidenti, anche quelli purtroppo mortali.
Ecco, diceva appunto distrazione e purtroppo anche a volte un bicchiere in più può creare insomma il problema, può distogliere l'attenzione. Sono importanti perché insomma guidare, avere una macchina è avere un'arma in mano. L'abbiamo visto in questo caso a Verona, l'abbiamo visto anche in tanti altri casi. Sì, infatti è verissimo quello che hai detto, purtroppo si pensa sempre che possa capitare agli altri, quindi sì, bevo qualcosa in più ma tanto io sono sicuro devo fare poca strada, invece nella stragrande parte degli incidenti sono proprio gli ultimi chilometri, se non l'ultimo chilometro, dove accadono fatti tragici, quindi bisogna aumentare la sensibilità di tutti, dagli anziani ai più giovani. Noi facciamo attività sia nelle scuole primarie che secondarie, superiori, ma abbiamo iniziato, come avete dato anche voi notizia nelle settimane scorse, anche delle lezioni anche agli anziani, perché spesso gli anziani non sono dotati di patenti, oppure chi l'ha fatta prima del 1992, quando è entrato in vigore il nuovo codice della strada, non si è mai poi aggiornato a quelle che sono le norme del codice della strada. Quindi questi incontri che abbiamo fatto, che stiamo facendo, ieri c'è stato il secondo incontro, il 4 e l'11 giugno ce ne saranno altri 2, vuole in qualche modo mettere a conoscenza le persone che o non hanno la patente o l'hanno fatta tantissimi anni fa di quelle che sono le nuove norme che bisogna rispettare e anche le sanzioni molto pesanti a cui si va incontro nel caso in cui ad esempio si commette un incidente stradale in stato di ebbrezza. Grazie davvero comandante, grazie, buona domenica. Grazie a voi e buon lavoro. Noi andiamo avanti, andiamo verso le zone marittime, le zone balneari, perché prima estate senza restrizioni dal punto di vista turistico. Si prevede il sold out di presenze e prenotazioni, numeri con il presidente dell'associazione Jesolana Albergatori. Siamo partiti molto bene già con la Pasqua passata e con dei numeri importanti. Maggio sapevamo essere un mese un po' scarico, non essendoci le festività tedesche, ma devo dire che già da questi weekend si vede una buona affluenza. Poi l'infrasettimanale c'è un po' di calo, con la prossima settimana 25-26 l'arrivo dell'Ascensione, quindi festività care ai nostri mercati di riferimento, Austria e Germania in particolare. Direi che si andrà sold out e si avrà un vero assaggio di piena estate. La stagione balneare jesolana è entrata nel vivo, complice un fine settimana di sole con le spiagge che iniziano a popolarsi. Le prenotazioni fioccano con numeri importanti. Siamo in linea col 2019, siamo abbondantemente alla data di oggi per quello che è la stagione da qui a fine settembre. I numeri che abbiamo parlano di un 40% di occupazione già acquisita, come dicevo prima, 40% che è praticamente la stessa occupazione che avevamo nel 2019, la stessa data di oggi. Rispetto al 2021 siamo abbondantemente al di sopra di 13 punti circa, eravamo intorno a un 27% di occupazione acquisita, sempre ad oggi, quindi direi che sotto questo punto di vista, sotto quello che è il cosiddetto pick up della prenotazione, no? Quanto in anticipo la gente prenota, siamo tornati ai livelli pre-pandemici. Un lento ritorno alla normalità a partire dalla fine delle restrizioni. Il togliere la mascherina è quel accendi-spegni che ci fa veramente forse mettere la parola fine, ci auguriamo, su quello che sono stati i 2 anni di pandemia che abbiamo appena vissuto. Insomma, grande entusiasmo sulle spiagge di Jesolo per un ritorno alla normalità dopo 2 anni davvero di restrizioni. È bello sentirsi libero, ci hanno detto. Prima estate senza restrizioni, senza dover indossare la mascherina. Qui spiaggia tutto sembra tornato alla normalità, proprio come nei tempi pre-Covid, tra chi gioca a palla e gruppi di amici che sono tornati ad abbracciarsi. Finalmente, noi giochiamo a calcio, siamo una squadra e dopo 2 anni torniamo a fare la classica festa del calcio di fine anno e si ritorna al mare a divertirci in compagnia. Adesso andiamo a mangiare insieme e finalmente possiamo andare in qualsiasi chiosco, spiaggia senza nessun problema di mascherine. È un ritorno al passato, una bellissima sensazione, finalmente. Sicuramente c'era voglia di stare tranquilli all'aria aperta, ritrovare un po' quelle che erano le nostre abitudini. È una bella sensazione, stiamo bene, siamo contenti, speriamo continui. Sono stati mesi duri, anni difficili, però dai, ci siamo e con fiducia guardiamo in avanti. Sì, strani sì. Anche la mascherina a volte dici la metto, non la metto, però poi vediamo gli altri che non ce l'hanno, allora ci adattiamo. Però è bello, tornare a vivere è bello. Libertà, si respira finalmente, si possono vedere i sorrisi della gente
Niente, si sta meglio così, sta bene. Si sta meglio in generale per tutti, anche il fatto di entrare nel negozio senza mascherina, stare più tranquilli, insomma. Tutto sommato speriamo che continui così e che non si torni indietro. Estate caldo e gelati, ma c'è un ma, perché in questo periodo c'è stata un'impennata anche del costo del gelato. Un gelato al limone, gelato al limone. Ad un buon gelato è sempre difficile dire di no, soprattutto con l'arrivo del caldo. Quest'anno arrivato con largo anticipo e con il primo grande caldo sono arrivati anche i primi grandi aumenti del gelato. Aumento del costo dell'energia, dello zucchero, delle uova e del latte, che fanno aumentare il costo del gelato a più del 10%. È un lusso tutto ormai, specialmente per noi anziani. È una cosa impossibile uscire, fare spese e tutto quanto. Anche il gelato? Anche il gelato, sì. Allora compro delle vaschette e me le tengo in frigo da dove vado a fare la spesa e lì sono a posto. È tutto cresciuto. Non è che i costi sono aumentati così all'improvviso, qualcosa c'è sotto. Però io lo mangio lo stesso. Con i miei 85 anni, anche se faccio qualche strapazzo va bene. Non puoi neanche mangiarti il gelato con questi costi che ci sono. Non è una buona cosa, c'è la speculazione, questo è evidente, però non credo si possa fare diversamente, insomma. Il problema è politico. È una tristezza perché sono ghiotta di gelato e non ci rinuncio. Io invece ne approfitterò, se costa tanto il gelato e visto che ho bisogno di stare a dieta non lo mangio quest'anno. Salto. Bene, ora vi presento l'ospite che ci ha raggiunto qua in studio, ormai la conoscete, Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti. Allora, continuiamo a parlare di estate, ma parliamo di centri estivi, perché insomma nell'ultimo periodo c'è stata un po' una lamentela da parte delle famiglie, dicono costi sono alti in un momento fra l'altro molto difficile, lo abbiamo detto più volte, per i cittadini, per le famiglie, perché sono aumentate insomma le bollette, sono aumentati i costi delle materie prime, per cui è un ulteriore costo e molte persone lo fanno perché ne hanno la necessità, perché chi lavora insomma ha difficoltà poi a gestire i propri figli. Sì, sicuramente credo che il tipo di risposte che i comuni hanno cercato di dare, anche perché attualmente non ci si trova con quella situazione rispetto agli anni passati in cui c'erano determinate regole da dover seguire, da dover adattare, quindi già questo è un passo verso la normalità, però credo che in questo senso lo Stato centrale dovrebbe pensare a far utilizzare i comuni dei fondi per cercare di venire incontro a questo tipo di attività, ma soprattutto perché, come si diceva prima, è necessaria per il ritorno alla normalità anche dei ragazzi ovviamente e delle proprie famiglie. Sicuramente i comuni in questo aspetto si sono concentrati molto, proprio perché è una delle attività a cui è stata a cuore, e come ci ricordiamo già dalle linee guida della Regione Veneto, proprio per partire immediatamente non possiamo dimenticare quanto ci sia spesa sia l'assessore Lazzarin che il presidente Zaia per cercare già in quella situazione di poter riaprire perlomeno questo per tornare alla normalità. Sicuramente credo che lo Stato centrale, in quelle che era anche l'attivazione del DL, che abbiamo visto essere sicuramente non una misura efficace nei confronti dei comuni, perché i fondi sicuramente diventano importanti anche per tutto quel discorso delle bollette eccetera, e che potrebbero trovare dei ristori effettivamente attraverso questo tipo di attività. Sicuramente ci sono anche quei famosi contributi relativi al fondone, che però necessitano di rendicontazione entro quest'anno, ma che comunque andavano verso il distanziamento. Non dimentichiamo che i comuni hanno attivato, perché ci sono ancora le linee guida all'interno degli istituti scolastici, tutta quella che è l'attività relativa al trasporto, ai distanziamenti dello stesso, ci sono stati messi anche degli autobus aggiuntivi, si è intervenuti rispetto a delle modalità che consentissero anche la suddivisione in gruppi eccetera, quindi credo sia fondamentale anche ricordare che se lo Stato dasse la possibilità di poterne avere ulteriori e poter utilizzare altrimenti diversamente questi per l'attività, diventa fondamentalmente molto più importante. Mi collego a questo dicendo invece quella che è l'attività che anche i comuni assieme all'azienda sanitaria hanno continuato a portare avanti e portano avanti anche quest'anno, che riguarda proprio l'assistenza scolastica che già viene erogata ai pazienti, ai ragazzi con disabilità che frequentano gli istituti, ma che viene garantita anche durante l'estate. Grazie all'azienda sanitaria infatti è stato inviato il link e anche divulgato attraverso anche la nostra famiglia, ma anche gli stessi comuni, i nostri servizi sociali, che ringrazio, proprio perché entro il 25 c'è la possibilità, nel modo
modulo nel Google Forms all'interno del sito dell'azienda ULSS 2, di poter accedere a questa tipologia di servizio e quindi dare anche quelle risposte a questi ragazzi che abbiamo seguito durante il periodo scolastico e continueremo a seguire anche per quest'anno durante l'estate con l'intervento di proprio assistenza scolastica. Ecco, centri estivi, si riparte tutto insomma a pieno regime. Non ci sono insomma novità, restrizioni? No, rispetto a questo rimane sempre la stessa situazione che attualmente stiamo vivendo anche per l'attività normale. Sicuramente non ci sarà appunto quella suddivisione in gruppi che chiaramente invece è stata già passata già anche dai gestori dei nostri centri estivi, ma poi anche ricordiamo che all'interno dei centri estivi ci sono anche i famosi GREST che fanno le parrocchie, quindi abbiamo anche tutto quel settore che finalmente riparte e chiaramente credo che nel lavoro di squadra ci sia anche proprio un lavoro che i territori hanno fatto insieme per cercare di dare delle risposte, non da ultime anche delle risposte che vengono date dai territori anche in quella fascia dai 14 ai 18 anni che permettono anche a questi ragazzi di potersi insomma cimentare in delle attività che permettono anche di lavorare all'interno del proprio comune ed è anche questo un aspetto sociale che coinvolge tutti i sindaci proprio perché anche a livello dell'azienda sanitaria con la conferenza dei sindaci un'altra delle tematiche è proprio tutta la fascia adolescenziale che ci tiene proprio a guardare le attivazioni che sono già state fatte sul territorio, quindi anche già tutti gli sportelli che sono stati messi in campo dall'azienda sanitaria con l'unità operativa infanzia, minore, adolescenza, famiglia, ma anche poi tutte quelle attività che i comuni singolarmente mettono in atto nei propri territori. Quindi credo che davvero questo sia un lavoro di squadra che sta cercando di andare verso anche una normalità nel rapporto con i ragazzi, ma soprattutto avvicinarli anche grazie alle società sportive dei territori a queste attività pomeridiane che vengono anche svolte grazie alle società sportive e che li coinvolgono ovviamente in un'attività ludica, ma dall'altra parte anche l'attività dei libri vacanze. Noi abbiamo dato prima lettura del bollettino regionale con una notizia insomma positiva, si può dire più positiva ma buona, perché i contagi sono diminuiti rispetto a quelli che abbiamo visto nelle ultime settimane con oltre 2000 contagi. Questa volta invece siamo scesi finalmente sotto la soglia dei 2000, anzi addirittura 1300 e qualcosa insomma di positivi, quindi è una buona notizia. Io volevo leggere una notizia che è arrivata ora e che poi magari commentiamo con Paola. Il long covid continua a perseguitare anche dopo la guarigione il 5% dei pazienti veneti, poi parliamo anche del long covid, anche se la fine dello stato di emergenza non ha cancellato il virus, ha ridotto la paura nei suoi confronti, gli assistiti sono tornati a bussare alle porte degli ospedali mettendo a nudo problemi di carenza di personale, posti letti, lo afferma un'indagine della Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri in un convegno a Roma. Quanto al long covid, i medici internisti evidenziano che i pazienti che non si liberano dei postumi dopo essersi negativizzati sono in Veneto il 5%, però è il dato più basso della forchetta a livello nazionale, compresa tra il 5 e il 10%. Beh, sicuramente Daniela dobbiamo dare anche un indicatore che effettivamente il rispetto e l'utilizzo ulteriore della mascherina proprio in determinati casi viene sempre consigliato. Ovviamente non è una cosa che è stata messa per iscritto, ma sicuramente diventa fondamentale il rispetto che nel momento in cui sei in una situazione di assembramento dobbiamo convivere con questa situazione. Però io guarderei anche i dati rispetto ai centri servizi, anche alle strutture per la disabilità, perché anche in queste strutture ovviamente al di là dei vari tamponi che vengono espletati sicuramente la quarta dose ha avuto un'importanza ed è realmente fondamentale questo tipo di intervento che è stato fatto, soprattutto si ripeteva nelle categorie fragili. Io credo che... Ecco, scusa Paola, parlavi della quarta dose, hai il numero di quante persone hanno... No, sicuramente l'azienda sanitaria, il direttore ogni 15 giorni ci tiene informato rispetto all'andamento dei contagi e sicuramente sono intervenute in tutti quanti i nostri centri servizi e quindi ringraziamo anche della disponibilità che l'azienda sanitaria ha dato e si è intervenuti in maniera molto capillare, questo perché per mettere in tranquillità sia non solo i pazienti ma anche gli stessi familiari. Ricordiamo comunque che il personale continua a fare i tamponi perché non possiamo dimenticare tutto il personale che all'interno delle strutture continua comunque a sottoporsi a questo e quindi ripeto anche l'utilizzo nel momento di assemblamento della mascherina credo che sia una delle buone norme che ci devono portare normalmente a utilizzarla proprio perché voglio dire sicuramente non è
è un non aver scritto una determinata regola che ti può comportare fino all'altro giorno una situazione diversa, quindi credo che stia un po' nella responsabilità di tutti quanti, e sicuramente il periodo del caldo naturalmente modifica la situazione. È chiaro che, ripeto, il senso di responsabilità dei cittadini ci porta proprio a guardare anche a quella fascia che continua a lavorare nelle strutture ospedaliere e quant'altro, e che continua a sottoporsi ai tamponi, e quindi non dimentichiamolo questo, perché è anche un senso di rispetto per tutto il resto di queste persone e anche ovviamente per i pazienti dei centri servizi. Ricordiamo che il virus insomma non è scomparso, purtroppo in forma diversa, però è presente. Infatti in questa convivenza dobbiamo cercare perlomeno di convivere in maniera serena, ma non dimenticandoci le normali regole. Ecco, si parlava di centri vaccinali. Sono cambiati gli orari? È cambiato qualcosa? Sì, è cambiato dal 21 di maggio al sabato mattina, saranno aperti solo al mattino i centri vaccinali. L'azienda sanitaria appunto lo ha comunicato anche a noi nella conferenza dei sindaci, proprio perché si va ovviamente a ridurre la tipologia di intervento rispetto appunto alla parte del Covid, ma sicuramente si continua su altri fronti e su altri versanti, quindi sicuramente questo diventa importante proprio perché i cittadini sappiano che appunto l'afflusso del sabato è aperto nel giorno di sabato proprio al mattino. Ecco, parliamo anche di insomma, ne abbiamo parlato anche nel corso dei nostri telegiornali, che è lo screening gratuito per l'epatite C, nati tra i 69 e l'89, una malattia che insomma, che delle persone potrebbero avere e che magari non lo sanno, Paola. Sicuramente, quindi già il presidente Zaia lo aveva annunciato, e poi è partita anche nella nostra azienda sanitaria con il nostro direttore dottor Benazzi proprio la campagna divulgativa rispetto a questo. Naturalmente è stata data informazione anche a noi sindaci, perché a nostra volta insomma con la popolazione si vada a dare proprio questa indicazione, perché naturalmente, come dicevi appunto tu, non necessariamente uno se ne accorge di poterlo avere, è uno screening gratuito, verranno poi inviate anche direttamente a casa le comunicazioni per poter aderire a questo tipo di campagna, ma anche singolarmente il singolo cittadino può aderirci ovviamente nella modalità operativa che abbiamo esplicato con l'azienda sanitaria. Che magari la ricordiamo, così chi vuole fare questo tipo di test cosa deve fare? Esattamente, allora si può rivolgere o direttamente all'azienda sanitaria, e quindi può essere sottoposto proprio all'interno delle strutture che fanno le vaccinazioni a questo tipo di vaccinazione, oppure, ripeto, arriveranno delle comunicazioni a casa dove saranno messe proprio a regola tutte le sedi e le varie modalità operative, e il cittadino ci potrà aderire. Credo che sia fondamentale, perché questo tipo di indagine permette di prevenire, permette di capire che si può curare questa cosa, ed è fondamentale, credo, nel rispetto non solo della salute pubblica nostra, ma anche di chi ci sta intorno, ma soprattutto in un aspetto che abbiamo capito come il fare prevenzione sia fondamentale per andare a contrastare anche altri tipi di virus al di là di quello che abbiamo vissuto in questo momento. Quindi la cosa importante è che si può arrivare a combattere prima, ma che soprattutto si può arrivare sicuramente in queste forme di prevenzione a delle attività. Lo facciamo anche con altre campagne che chiaramente mette in atto l'azienda sanitaria per la prevenzione dell'HIV, con la collaborazione ovviamente delle malattie infettive, piuttosto che altri tipi di campagne. Credo che questo che la Regione Veneto ha messo in atto sia sicuramente una delle modalità più importanti, anche per far capire, e questo ci fa capire come l'intervento di questo tipo porti a far guarire le persone, cosa che non era assolutamente scontata. Ecco, fra l'altro questa è una malattia che potrebbe poi avere conseguenze gravi, come la cirrosi epatica, e quindi ulteriori poi complicanze che possano ovviamente sorgere nei pazienti. Credo, rispetto appunto alle situazioni che stiamo vivendo nelle attività di prevenzione, ma non dico nulla di nuovo anche nella prevenzione del decadimento cognitivo che la nostra azienda sanitaria ha posto in essere, diventa fondamentale, perché da piccoli e semplici gesti si riesce ad intervenire in prevenzione, evitando ovviamente il decadimento, che poi sarebbe ovviamente poi una sconfitta di tutti quanti, inclusa di tutta la comunità, proprio perché le attività di prevenzione servono appunto ad evitare l'acutizzazione, e poi ovviamente la fase successiva è anche la situazione ospedaliera, perché necessariamente si sta andando proprio a livello nazionale, ma soprattutto regionale, a tutta quella che è la medicina territoriale. Allora Paola, noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio, ci collegheremo anche con il nostro collega Lorenzo Maier per parlare insomma di un fatto di cronaca che ha destato davvero sconcerto a Venezia, con un uomo che si è
si è suicidato proprio in mezzo alla gente sparandosi in una delle calle di Venezia, e parleremo però anche della festa del Redentore, tanto cara insomma non solo ai cittadini veneziani ma a tutti i veneti e non solo. Quindi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo a parlare, perché poi parleremo anche con Paolo Romà come sindaco di Ponte di Piave anche su un'altra questione che sta facendo discutere, che sono un po' in furti vista l'arrivo dell'estate. Pubblicità e poi torniamo in studio. Rieccoci nuovamente in studio, sempre in diretta, ed ora non so se ce l'abbiamo già in collegamento telefonico il nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a te e ai telespettatori, buona domenica. Grazie anche a te, insomma parliamo però di un fatto purtroppo di cronaca che è avvenuto ieri nel veneziano, un uomo che si è suicidato, insomma con la presenza di tanta gente nel veneziano proprio su una delle calle. Hai qualche novità di questo fatto grave? C'è ovviamente grande sconcerto e grande partecipazione nei confronti della famiglia. In realtà siamo proprio nel cuore, ci troviamo proprio nel cuore di Venezia, calle 22 marzo, proprio a 2 passi da Piazza San Marco, è un po' considerata anche diciamo la via dello shopping, una delle vie più celebri di Venezia, dove un anziano signore pare già sofferente da gravi problemi di salute ci è tolto la vita con questo gesto che ha lasciato un po' tutti sgomenti, in quanto è avvenuto proprio sulla via, insomma all'esterno tra i passanti, tra decine e decine di turisti che in quel momento intorno alle 16:30 di ieri pomeriggio sabato si trovavano a trascorrere un pomeriggio a Venezia. Ora le forze dell'ordine stanno comunque facendo tutti i rilievi del caso, ma la dinamica è chiara, per cui c'è grande sconcerto, insomma è un altro dramma purtroppo che è avvenuto, tra l'altro sparandosi un colpo con una pistola, pare normalmente detenuta. Certo. Questa persona ha deciso di togliersi la vita, ecco. Certo Lorenzo, insomma purtroppo fatti che non si vorrebbero neanche mai raccontare. No, certo, che vanno poi anche trattati con grande rispetto e riservatezza, allargando un po' il campo, insomma, del ragionamento. Si può anche affrontare un discorso un po' sulle politiche sociali, ecco, e sul fatto di cercare di avere sempre grandi attenzioni anche verso queste categorie. Certo, assolutamente Lorenzo. Parliamo però anche di un altro fatto, insomma, sicuramente migliore, che la festa del Redentore, una delle feste più importanti, più amate dai veneziani, ma non solo, dai veneti, una festa che sarà su prenotazione, giusto Lorenzo? Sì, allora, la festa del Redentore insomma, è una notizia positiva, ecco. C'è ancora molto tempo, perché parliamo di sabato 16 e domenica 17 luglio, per cui avete tutto il tempo per organizzarvi anche per i nostri spettatori per venire a Venezia. Quello che si può già dire oggi, perché ovviamente la macchina organizzativa è già in moto, perché la data del Redentore, la terza domenica di luglio, è una di quelle che da un anno per l'altro viene subito segnata con il pennarello rosso, proprio per avere grande attenzione. La macchina organizzativa, dicevamo, di Vera, che è il braccio operativo del Comune di Venezia, è già all'opera, in movimento, sta proprio in questi giorni, probabilmente già la prossima settimana si proprio di più, sta mettendo nel dettaglio giù tutto il programma appunto puntuale. Quello che si può già dire è che sarà una festa che, per quanto riguarda l'accesso sulle rive per lo spettacolo pirotecnico del sabato sera 16 luglio, probabilmente sarà come lo scorso anno, per cui sicuramente ci sarà lo spettacolo pirotecnico che già era tornato nel 2021, mentre nel 2020 non era stato fatto, e ci sarà un accesso su prenotazione e i posti prenotabili saranno, se viene confermata una situazione
molto positiva come cura attuale per quanto riguarda il virus, saranno però molti di più rispetto a quelli che erano stati messi a disposizione del corso anno. Ricordiamo, ribadiamo, perché non ci siano magari equivoci, che la prenotazione per questa serata sarà gratuita, non paghiamo della prenotazione con i tornelli per i turisti di cui si parla, quella è un'altra cosa. Per quanto la prenotazione servirà nel caso del Redentore solo per, diciamo, numerare, per avere contezza di quante saranno le persone presenti. Grazie davvero Lorenzo, grazie per queste informazioni importanti per una festa altrettanto importante, grazie davvero. Grazie, buona giornata. Dunque noi andiamo avanti e torniamo a parlare per un momento di furti, perché c'è stato un furto a Vittorio Veneto presso la cantina, i vigneti della cantina Le Manzane. Sono state rubate nella notte più di 500 barbatelle, ovviamente sono le indagini delle forze dell'ordine. Sindaco, è un bel furto. Sicuramente, anche perché per l'agricoltura sicuramente sappiamo anche i costi che hanno queste barbatelle in base appunto alla varietà e al tipo di barbatella che sono andati a prendere, ma al di là di questo insomma ci sta proprio la situazione di cui si parlava, che è anche la necessità di essere attenti sul territorio e quindi del lavoro di squadra con le forze dell'ordine assieme alle nostre polizie locali, che effettivamente è necessario proprio perché sono ritornate le situazioni che c'erano a suo tempo, e quindi anche le segnalazioni da parte dei cittadini diventano fondamentali per focalizzare anche dei tentativi appunto magari anche andati a vuoto e per verificare le presenze sul territorio. Questo diventa sicuramente importante perché ovviamente al di là della videosorveglianza noi sappiamo che la miglior arma è quella del vicino, di conoscere i propri vicini e conoscerci insomma all'interno delle proprie abitazioni dove viviamo. È una delle cose che al di là dei controlli di vicinato ovviamente è la prima cosa che viene detta. Conoscendo anche le abitudini di chi ci sta vicino, naturalmente possiamo anche intervenire e vedere delle situazioni anomale e segnalarle alle forze dell'ordine. Sicuramente questo diventa fondamentale anche nelle situazioni di persone fragili o degli anziani che magari vivono soli e che quindi sono i soggetti su cui insomma la costante preoccupazione va proprio a questa fascia di popolazione. Ecco, prima dicevi siamo tornati alla normalità e purtroppo sono ricominciati anche i furti e i colpi, l'abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche con l'assessore alla sicurezza di Mogliano, colpi soprattutto ai danni, lo dicevi anche tu, ai danni insomma degli anziani, e tutte le amministrazioni stanno cercando di promuovere degli incontri proprio per dare una mano, per insomma, consigliare anche gli anziani, perché poi insomma, poverini vanno in fiducia, per cui magari aprono la porta oppure si avvicinano a una persona, in realtà poi abbiamo visto che... Sì, quindi diventa fondamentale in questo caso proprio la collaborazione degli stessi cittadini, perché a volte alcune segnalazioni che arrivano anche a noi sono proprio che dicono ci ha mandati il comune per verificare delle cose. Allora noi chiediamo ovviamente a tutti quanti di darci immediatamente contezza di situazioni, proprio perché possiamo sapere chi è il soggetto all'interno del territorio, ma questo lo portiamo anche per le iniziative e le campagne che stiamo facendo anche noi all'interno dei nostri territori. Noi per esempio, io parlo di Ponte di Piave, dovremmo fare una iniziativa di sensibilizzazione proprio collegata alla zanzara tigre, e in questo caso avremo del personale che uscirà a spiegare questa cosa. È necessario che abbiano una contraddistinzione, che sappiano chi sono queste persone e perché i cittadini avranno da loro, in questo caso i blister per quanto riguarda questo tipo di intervento, ma è necessario che i cittadini ci informino ovviamente delle presenze sul territorio, e nel lavoro di squadra con la polizia locale e chiaramente i carabinieri e le forze dell'ordine è necessaria questa trasversalità, e in alcuni casi dico soprattutto proprio nelle situazioni in cui ci sono molti appartamenti anche vicini, e che è bene conoscere anche le abitudini del vicino, perché si diceva come prima il miglior antifurto è proprio conoscere il proprio vicino, proprio per capire se ci sono delle anomalie anche rispetto alla situazione che si sta vivendo. Ecco, dicevi adesso partirà una campagna per voi, quindi i cittadini andranno. Come fa un cittadino a capire se una persona
è o meno appartenente ad una determinata, perché una delle domande ci fanno, magari arrivano con il tesserino ovviamente falso e quindi una persona, soprattutto gli anziani, parliamo insomma di loro, ovviamente non riescono a... Certo, beh, nel nostro caso per la campagna divulgativa che stiamo facendo hanno ricevuto una lettera da parte dell'amministrazione comunale dove si segnala che in quella giornata avverrà appunto questo tipo di intervento, ma sicuramente nel dubbio i cittadini, e lo vediamo che lo fanno anche costantemente, al di là delle campagne che vengono fatte, comunque il contatto immediato con le nostre polizie locali, e quindi questo diventa fondamentale perché è la primissima presenza o attraverso le forze dell'ordine che c'è sul territorio, e quindi permettono proprio di individuare. Chiaramente hanno dei dispositivi di riconoscimento, ma se vengono appunto informati, come nel caso delle attività dei comuni prima, con la comunicazione diretta al cittadino e puntuale, sa che queste sono la tipologia appunto di intervento che viene fatto. Ripeto, è meglio magari fare una chiamata in più al comune piuttosto insomma che poi tutte queste insieme di informazioni, di nozioni permettono anche a noi di verificare, di controllare la puntuale e precisa situazione e anche ovviamente dare delle risposte e segnalare anche delle situazioni, delle presenze che magari non sono corrette all'interno del territorio. Ecco Paolo, avevamo dato notizia prima di un incidente purtroppo mortale a Verona con un automobilista che ha travolto ed ucciso una ragazza che stava camminando sul marciapiede. È arrivata ora la notizia che il giovane che era alla guida purtroppo era ubriaco, aveva un tasso di alcol nel sangue molto elevato, almeno 3 volte superiore ai limiti di legge. Il 26enne che all'alba, come vi ho detto, ha travolto e ucciso una 29enne di Verona, fuggendo poi dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso, è stato, lo ricordiamo, fermato dalla polizia locale poco distante dall'incidente. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Alberto Sergi. Il ragazzo avrebbe perso il controllo della vettura puntando con l'auto verso il marciapiede. I testimoni hanno raccontato che l'investimento è stato di una violenza devastante. La vittima in Italia da anni lavorava in una pizzeria, la famiglia vive in Marocco, l'investitore è ancora sottoposto a fermo e si trova nel comando della polizia locale dopo essere stato sottoposto ad un prelievo per le analisi tossicologiche. Nei suoi confronti non sono stati presi per ora provvedimenti cautelari. Dunque questo, Paola, è un altro dei problemi, dei fenomeni che stanno accadendo. Il ritorno alla normalità purtroppo è anche questo, la gente esce, la serata con gli amici ci sta, però si torna purtroppo ancora alla guida in stato di ebbrezza. Sì, questa è una delle interventi anche che la nostra provincia di Treviso, ma anche la regione del Veneto, anche con quell'attività di sensibilizzazione attraverso le scuole che appunto partirà, diventano fondamentali per fare prevenzione. È normale che effettivamente nella situazione pandemica, ovviamente essendo interdetta proprio la possibilità di uscire eccetera, era normale che succedessero situazioni similari di anche neopatentati e situazioni di questo tipo. Quindi sicuramente l'intervento puntuale e capillare sull'attività di prevenzione diventa fondamentale, ma io andrei anche a ricordare poi quelli che sono i postumi di queste situazioni, perché dobbiamo ricordare tutto quello che poi avviene attraverso una situazione che va a prendersi cura e carico anche delle persone che sono vittime, piuttosto che tutta l'altra parte di interventi che sono proprio di supporto a queste persone, sia a chi ha causato ovviamente la situazione dell'incidente, ma anche a chi ovviamente è stato vittima. Credo che sia fondamentale sotto questo aspetto il prendersi cura in generale. Ricordiamo anche di situazioni che magari di incidenti causati e che il pedone o quant'altro hanno poi delle situazioni chiaramente di acutizzazione e tutta la parte riabilitativa eccetera, nonché si arriva poi a quell'attività anche delle patenti speciali, che è quella che segue la nostra azienda sanitaria, e quindi una tipologia poi di intervento di altro tipo. Quindi credo che nel prendersi carico tutta questa attività di prevenzione che appunto sia la regione ma anche la provincia sta facendo siano fondamentali, ma credo che anche nell'appello lanciato dal Presidente Zaia sia fondamentale quell'attività nelle scuole, ovviamente sensibilizzare per primo loro. Stiamo facendo anche noi tutte quante le amministrazioni con la provincia poi tutta quell'attività anche dei campi scuola permanenti, dove anche ai ragazzi viene insegnato con la parte rispetto all'intervento con le biciclette, vengono insegnati i segnali, vengono insegnate come andare per rilasciare poi quel patentino che
per i ragazzi diventa un'attività formativa. Ricordiamo che anche questa non era possibile con i ragazzi prima, e ricordiamo che anche loro sono ragazzi che comunque in bicicletta vanno, c'è il rispetto dell'altro, del pedone, della pista ciclabile, del dove insomma intervenire, quindi credo che ci sia tutto un mondo che si deve prendere carico ovviamente rispetto a questo. Ecco Paola, abbiamo parlato dei giovani, dei giovanissimi, anche un altro dei fenomeni che si sta acutizzando, che è quello proprio non solo dei reati in cui vengono coinvolti proprio i giovanissimi, ma anche si parlava prima dell'autolesionismo. Questa pandemia sicuramente ha creato, acutizzato un fenomeno che forse prima era latente. Sì, sicuramente un disagio che sta emergendo proprio in una situazione che non ha permesso la socialità dei ragazzi, ha interdetto in maniera molto importante anche l'attività sportiva, perché i ragazzi hanno la necessità di trovare poi risposte in questo tipo di attività, ma soprattutto diciamo attraverso l'azienda sanitaria un lavoro di squadra con appunto non solo la parte infanzia, adolescenza, famiglia, ma con tutte le amministrazioni, mettendo insieme tutte le progettualità che attualmente ogni singolo comune svolge, ma anche tutte quelle a cui già l'azienda sanitaria si sta facendo carico come risposta nei 3 sportelli che ci sono nei 3 distretti. Questo diventa un intervento importante, perché anche già il fatto che all'interno dei comuni, oltre alla fascia dove si arriva circa ai 14 anni per i centri estivi, si sia allungata fino ai 18, diventa fondamentale, perché possono prendersi cura e carico del loro territorio, ma un disagio che chiaramente coinvolge il ragazzo, ma necessariamente anche la famiglia, necessariamente con questi supporti che anche si sta cercando di dare con lo psicologo di quartiere, piuttosto che il punto di riferimento attraverso i nostri servizi sociali, piuttosto a quella rete che è necessaria tra gli insegnanti, le amministrazioni comunali, l'azienda sanitaria e più in generale le comunità, incluso lo sport, perché chiaramente diventa un lavoro che può permettere in questo caso di ritornare a rieducare i ragazzi, ma soprattutto permettere delle modalità di comunità. E io voglio anche ricordare che a volte chi viene bullizzato poi a volte diventa anche bullo a sua volta prima di emergere poi in una situazione di disagio, quindi credo che sia fondamentale fare veramente un lavoro di rete per individuare assieme appunto alla scuola, alla famiglia, le situazioni che ci sono, che magari non emergono immediatamente, ma anche grazie agli spazi di ascolto che ci sono, agli sportelli di ascolto che ci sono all'interno dei nostri istituti comprensivi e che le amministrazioni finanziano, ma poi anche a questa figura dello psicologo che è all'interno dell'istituto scolastico, che permette ovviamente questo. Però dico anche in questo caso, per accedere a questi servizi i genitori devono autorizzare i ragazzi a poter intervenire rispetto a questo, quindi credo che ci voglia anche una normativa a livello nazionale che preveda delle azioni puntuali e mirate che permettano di andare un po' oltre a questa situazione, perché diventa veramente fondamentale andare a intercettare prima la situazione che si crea. Paola, abbiamo parlato di un malessere generale da parte dei giovanissimi, perché parliamo insomma di giovani di 15-16 anni, 17 anni, quindi minorenni. Quali sono i casi insomma, più diciamo, che avete registrato maggiormente di insomma, persone che bullizzavano i compagni, minori che si insomma... Ma ci sono diversi aspetti, alcuni proprio nascono da alcune situazioni che si vengono a creare all'interno della classe e altri che emergono esternamente, quindi diciamo che le sentinelle sul territorio diventano più soggetti, ecco perché è necessario un lavoro di squadra anche con la parte delle parrocchie, perché naturalmente non sono solo gli spazi pubblici ma sono anche gli ambiti parrocchiali, la necessaria sinergia nel mettere insieme le forze e nel cercare di dare quelle risposte sinergiche insieme al territorio. Sicuramente anche nel far emergere una situazione anche magari familiare che ovviamente non porta immediatamente il ragazzo a rivolgersi, ma chiaramente una prima sentinella avviene all'interno del mondo della scuola e successivamente nella parte pomeridiana diventa fondamentale questo lavoro anche con le società sportive, perché anche attraverso loro si possa arrivare, ma non tutti i ragazzi e non tutti i nostri ragazzi chiaramente anche rispetto ai costi delle attività sportive possono avvicinarsi su questo, e quindi credo che il Ministero una riflessione importante la dovrebbe fare nel dare dei fondi, proprio perché ci troviamo in una situazione sociale veramente che porta la famiglia a decidere su cosa andare a mettere le risorse. Allora noi amministrazioni dobbiamo anche essere messe in alcune modalità nel poter far partire dei progetti
progetti ovviamente mirati, coordinati, ma dei progetti che abbiano un lungo respiro e che diano dei finanziamenti ovviamente alle società sportive per riuscire a farsi carico anche di questa situazione. Ma ripeto, è necessario un lavoro di squadra che non può lasciare da solo il singolo, deve avere le parrocchie, la parte del mondo dell'istruzione, quindi un rapporto davvero di squadra con gli insegnanti, perché se ci sono delle situazioni che vengono in emersione devono essere immediatamente inserite all'interno di un tessuto sociale. Ecco, vi aspettavate un fenomeno così importante? Ce lo aspettavamo rispetto alle varie restrizioni che hanno veramente ridotto la socialità dei ragazzi, li hanno ovviamente tenuti all'interno delle loro abitazioni, e in queste situazioni nelle vite di un adolescente che ha necessità di rapportarsi tra i pari, questa situazione del Covid sicuramente è stata devastante per loro, e quindi abbiamo bisogno di ridargli quella sicurezza, ma soprattutto di dargli anche quegli spazi di incontro, di modalità, anche per poter parlare. E ripeto, è necessario che al di là che ci sia questa autorizzazione del genitore nel confrontarsi con l'educatore, con lo psicologo che c'è all'interno del mondo della scuola, il Ministero dovrebbe veramente fare una cosa strutturata nel dare questo tipo di opportunità al ragazzo, che possa anche direttamente rivolgersi, o che magari l'interlocutore della scuola lo metta in collegamento, perché noi dimentichiamo tutta un'altra parte che è quella collegata al mondo dei social, al cyberbullismo, a tutto quello che chiaramente magari sono molte cose nuove che i genitori magari loro stessi non conoscono, ma che il ragazzo, chiaramente avendo molta dimestichezza rispetto ad altri, si può imbattere l'utilizzo della propria foto, dell'utilizzo anche di WhatsApp, poi diventa normale, ma diciamolo che non è normale in determinate fasce di età utilizzarlo, allora c'è una normativa eccetera. Io credo che diventi anche fondamentale un tipo di intervento di un certo rilievo. Ripeto, ogni giorno ci sono delle modalità nuove sul web che vanno a ricercare questi ragazzi, e noi abbiamo bisogno di preservare loro, proprio perché ci sono dei reati che diventano molto importanti nel momento in cui hanno compiuto anche 18 anni, che poi si ripercuotono su tutta la loro vita, e diventa fondamentale che questi ragazzi siano anche messi a conoscenza di questo, ma attraverso le scuole, attraverso anche gli incontri che vengono fatti, è importante anche tutto quel mondo che anche grazie alla Guardia di Finanza si sta facendo vedere anche rispetto all'utilizzo ovviamente anche di musiche, le musiche pirate più che altro, perché anche in questo, voglio dire, l'utilizzo anche improprio del mezzo crea ovviamente un danno al ragazzo, non immediatamente, ma che poi avrà degli sviluppi successivi e mette in difficoltà anche noi in una situazione anche di dover denunciare certi tipi di interventi. Sicuramente uno degli argomenti che di cui dovremo parlare ampiamente anche nelle prossime edizioni, perché coinvolge davvero un numero importante di minori. Siamo arrivati quasi al termine. Io ringrazio intanto Paola Roma per essere stata qua con noi in questa giornata, questa domenica, quindi la ringrazio. Grazie a te Daniela, grazie a tutti. Ringrazio i registi che ci hanno seguito, Tony Paul e Renato Capoia, e vi lascio alle nostre previsioni del tempo e poi alla pubblicità. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Benvenuti al Meteo. Prosegue senza sosta sul nostro paese il dominio dell'anticiclone africano che spinge una massa d'aria sempre più rovente. Vediamo il dettaglio di domenica 22 maggio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità sulle zone montane e pedemontane con qualche temporale. In serata più nubi con cielo a tratti coperto anche sul resto della regione. Temperature minime tra 14 e 20 gradi, massime invece tra i 27 e i 33 gradi con caldo intenso. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, e a seguire sulla zona montana il cielo sarà variabile con qualche locale temporale. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 28-31 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Inizialmente sarà soleggiato, col passare delle ore più nubi e occasionali acquazzoni sparsi. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.
Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta.